Carissime amiche e carissimi amici del Liceo TV Web, ci ritroviamo al Museo del Calcio Siciliano di Nodonia e abbiamo per l'ennesima volta devo dire, degli ospiti molto illustri che fanno onore sia al Museo di Nodonia anche a tutto il movimento calcistico della provincia di Messina e non solo, anche della Sicilia. A portare questi ospiti questa volta è stato l'amico di Messina Giovanni Rodilosso, al quale, anziché dare la parola a Nino Donia, diamo la parola a Giovanni per presentare gli ospiti del museo di quest'oggi. Giovanni, ospiti illustri direi. Sì, bene, qui abbiamo il presidente dell'AIAC, Andrea Argento, che ringraziamo per la visita. Giovanissimo oltretutto, devo dire. Giovanissimo. Grazie a voi e buonasera. Poi c'è il professore Vinciotta. Che Buonasera. avrà molto da dire, che è molto conosciuto in tutta la provincia di Messina e tutta la Sicilia, devo dire. Perfetto, Un bel curriculum. E poi c'è il nostro amico, la Fauci, Buonasera che ci ha accompagnato e ringraziamo anche lui della visita. E poi il E padrone poi di il casa. Nino Donia E Nino. Nino Bandiera. Dino Bandiere. Ormai anche lui è di casa, Ormai- anche se sta dietro le quinte. Non vi lascio Buonasera. Viene da parte, quindi lei viene da vicino, quindi complimenti a lui. Nino, veramente ospite illustre per l'ennesima volta. Questi due personaggi, ma è la prima volta che li vedo. Ma il professore Vinciotta lo conosco da vecchio tempo, quando allenava Novigea, Milazzo, Messina. Ora, Giovanni, a chi iniziamo allora? Iniziamo con Andrea. allora. Con Andrea. Andrea, giovanissimo, già presidente dell'Associazione Italiana Allenatori della provincia di Messina. Ma spiegaci tu il tuo ruolo. Scusa se te lo del tu, ma No, penso che sei più dobbiamo- giovane anche di me. Mi hanno insegnato che nello sport bisogna sempre darci del tu, quindi è assolutamente opportuno. Mi sentirei a disagio fosse il contrario. Io sono felicissimo di essere qui, ho accolto con grande entusiasmo l'invito ed è un posto bellissimo, infatti faccio i complimenti a chi ha voluto questa iniziativa e a chi ha realizzato questo posto, questo museo, perché davvero fa battere il cuore a chi è appassionato di calcio ed è bellissimo ricordare le gesta del passato perché poi sono attuali, perché il passato può ispirare gli allenatori, i giocatori, i dirigenti del presente e anche quelli del futuro, perché quello che siamo oggi è grazie a chi questo sport lo ha portato avanti nel tempo e lo ha fatto crescere, quindi sarà anche a noi in futuro tramandare tutto questo e far sì che quello che è stato ci possa servire da insegnamento per fare sempre qualcosa di meglio. Ripeto, sono felicissimo di questo invito e non faccio altro che girarmi e guardare cosa c'è attorno, riconoscere volti conosciuti di un passato recente o anche di tantissimi anni fa, che comunque sono volti che hanno scritto pagine davvero bellissime, e avere un posto come questo nella nostra provincia per ricordarli è eccezionale. Venendo in macchina con Giovanni parlavamo come associazione allenatori, adottiamolo questo posto, nel senso tutto quello che abbiamo noi, coinvolgiamo tutti i nostri allenatori a portare qualcosa qui, a lasciare un segno del calcio che è stato nella provincia di Messina, al fine che possa esserci questo punto di riferimento per tutti, al fine di poter comunque promuoverlo e far aumentare le visite di tutti quelli che amano il calcio, perché lo dico chiaramente, chi ama il calcio ed entra qua dentro resta assolutamente incantato. E tu hai portato anche dei cimeli per arricchire ancora di più il museo. Glielo consegniamo a Nino, vediamo i musei Allora, che inizio cimeli. intanto con il gagliardetto dell'AIAC, il nostro gagliardetto dell'associazione, quindi che già ho visto che ce n'è uno, però Me l'ha dato Giovanni. sì, portiamo quello lì. Però questo qua lo facciamo firmare ad Andrea Argento, così ha ancora più valore. Originale. Lo facciamo firmare. Lo consegno e dopo lo firmiamo e facciamo Sì. tutte le firme. Allora, la maglia noi come associazione allenatori organizziamo tantissimi corsi, tantissimi negli ultimi anni, abbiamo formato e abilitato tanti allenatori che questa storia la continuano, perché gli allenatori sono una parte importantissima della storia del calcio, e quindi questa è la maglia che viene consegnata agli allenatori che fanno i corsi.
e questa qui la consegniamo qui in questo museo, così gli allenatori che entrano qui troveranno un cimelio, qualcosa di familiare. Fa parte di loro. Familiare per loro, quindi di tutti i tecnici della nostra provincia che sono associati all'AIAC, e lo consegno al presidente. Poi ci tenevo a lasciare, visto le maglie che ricordano le imprese, ci tenevo a ricordare Le squadre tante volte non ci sono più, ci sono maglie di squadre purtroppo purtroppo scomparse. squadre che non ci sono più, squadre che hanno partecipato a campionati, quindi volevo lasciare qualcosa della mia personale esperienza da allenatore. Queste sono la prima e la seconda maglia dell'FC Contessa, una squadra che in quel territorio ha fatto cose importantissime 10-12 anni fa, vincendo campionati e facendo giocare tanti ragazzi del territorio. Una mia grande esperienza da allenatore, quindi questa maglia significa molto per chi l'ha indossata, e magari tanti ragazzi della zona sud di Messina in futuro potranno venire qui e troveranno anche in questo caso qualcosa che gli appartiene, perché abbiamo fatto davvero cose importanti, culminate anche col contesto di un'esperienza con la vittoria della Supercoppa provinciale allo Stadio Celeste, quindi ci tenevo a lasciare la prima e Maglia storica allora, dai. la prima e la seconda maglia al presidente. Questa. Per concludere, essendo io anche, oltre che presidente dell'AIAC, presidente anche dei veterani dello sport di Messina, essendo che questo è un posto sicuramente eccezionale per i veterani dello sport, perché il calcio del passato è un calcio anche per veterani, quindi è il posto ideale, e anche con questa associazione, visto che è assolutamente attinente con quello che vediamo qua, ci piacerebbe sposare quanto più possibile questa iniziativa. Abbiamo finito con i cimeli veramente storici, perché la maglia del Contesto, devo dire, è storico. Non c'è più. Infatti, ora volevo parlare, come mai? Adesso c'è un nuovo Contesto, che vuole continuare quella storia, un Contesto che si ispira a quell'FC Contesto che mi ha visto per tanti anni allenatore e vincere anche 4 titoli in quegli ultimi anni di calcio a Contesto, che oggi ritorna e vuole continuare, appunto, ripeto, quella storia, ispirandosi a quanto ne abbiamo fatto con l'FC Contessa, ed è un modo bellissimo per un territorio che vede il calcio ritornare e poter continuare a fare calcio, speriamo con gli stessi successi che abbiamo saputo collezionare, e gli auguro davvero ancora di più. La tua passione per allenare come è nata? Hai giocato e poi allenatore, o la tua passione è solo allenare? Io la passione per il calcio ce l'ho avuta da quando ero proprio piccolino, già alle elementari mi vedevo allenatore perché allenavo i miei compagni di classe nel torneo della scuola, quindi già da allora sapevo che in futuro avrei fatto l'allenatore. Ho giocato a calcio, ho giocato fino in promozione col Gardesport, allenato da Nello Basile tra gli altri. Ho visto tante foto del mio mister, e nel Gardesport stesso, accanto alle mie attività da giocatore, ho cominciato anche a muovere i primi passi come tecnico nelle giovanili, nella scuola calcio, per poi approdare nell'FC Contesto, allenato anche altre squadre, quali il Messina Sud, e oggi mi dedico come responsabile dell'area tecnica al Messina Futsal, una società di calcio a 5 che è nel campionato nazionale di Serie B. Quindi il pallone ce l'hai nelle vene, diciamo. Ma io il calcio è lo sport in generale, perché io amo tutti gli sport, faccio tanti sport, sono stato anche tecnico della nazionale paralimpica, ragazzi con disabilità, che li ho allenati, alleno una squadra di ragazzi con disabilità, sono anche tecnico, tra le altre cose, atletica leggera, sono laureato in scienze motorie, quindi lo sport ce l'ho nel sangue. Nel sangue, proprio. Fare allenatore oggi è facile, è più difficile rispetto al passato, più semplice? Vede delle differenze rispetto al passato o no? Ma diciamo che il mondo del calcio, come il mondo in generale, si è evoluto, e oggi è importantissimo e imprescindibile per un tecnico avere delle specifiche competenze. Se non si hanno queste, non ci si aggiorna, è difficile andare in campo, perché è sempre più importante, è fondamentale portare qualcosa di più, di nuovo e di diverso, e stare al passo con i tempi, anche perché i ragazzi non sono più i ragazzi di una volta, adesso ci sono tante altre distrazioni, adesso è difficile anche trovare in loro motivazioni che una volta
nascevano naturalmente, oggi è più complicato, quindi anche da questo punto di vista bisogna avere delle conoscenze per toccare le corde giuste, per portarli a campo e con le motivazioni corrette. Però il calcio oggi è molto più veloce, il calcio oggi ha ci sono, ripeto, delle conoscenze, perché tanti allenatori ci hanno lasciato in eredità delle competenze che dobbiamo acquisire, conoscere e metterle a disposizione dei ragazzi per farli migliorare individualmente e collettivamente le squadre, per far sì che nel nostro territorio torni il calcio a essere quello che era davvero una volta un punto di riferimento e distinguerci per quanto facciamo bene questo sport, cosa che oggi probabilmente riesce un po' meno, ma soltanto grazie al lavoro degli allenatori si potrà tornare a far sì che a Messina possano nascere, crescere grandi giocatori e quindi grandi squadre. Infatti era proprio questo qua il senso della mia domanda. Purtroppo non è, una volta si giocava per passione, per amore, si giocava per strada, ora bisogna quasi quasi cercare le persone per farle giocare. La sfida è far tornare i giovani a giocare il calcio di strada, ma è difficile, siccome è complicato. Molto difficile. Le società sportive, le scuole calcio devono cercare quanto più possibile di ricreare quelle condizioni che si trovavano in strada, perché quello è davvero il calcio formativo, per far crescere i ragazzi, far crescere i giovani, che li rende autonomi, li rende creativi e li mette nelle condizioni di poter fare la differenza in campo, che quando saranno adulti dovranno confrontarsi col calcio della prima squadra. Condivide in pieno il tuo pensiero. Ora Mi vorrei fare una domanda. no, ora chiudiamo con Andrea Argento. L'ultima domanda. Uno vuole fare allenatore, cosa deve fare? Oggi, domani mi sveglio, voglio fare allenatore. Cosa bisogna fare? Intanto, anzitutto deve essere una cosa dentro, di coltivare la passione, quindi seguire il calcio. Un allenatore non può sapere soltanto di calcio, un allenatore non può avere soltanto competenze tecniche specifiche sul punto di vista tattico o quant'altro, ma deve avere una visione globale del calcio, perché oggi l'allenatore è chiamato ad avere tantissime conoscenze. E poi la cosa imprescindibile e fondamentale, deve fare i corsi, perché il corso è l'unico strumento che gli dà quella possibilità di vivere quelle 7 settimane totalmente calate in quella dimensione formativa, che gli permette di avere a che fare con dei formatori che vengono mandati dal settore tecnico coverciano, dalla FIGC, che vengono mandati da loro per poter dargli quegli strumenti per poi essere degli allenatori che fanno cose in campo corrette e che gli possano seminare quella volontà e quella consapevolezza che devono sempre aggiornarle queste conoscenze, perché lì capiscono che è un punto di partenza, gli danno quelle informazioni, ma gli fanno anche comprendere che è soltanto l'inizio e poi devono continuare su quella strada. Quindi c'è oggi, attraverso il web, attraverso internet, ci sono libri, ci sono tante cose nelle quali si può studiare, ma senza il corso tutto quello non basta. È necessario fare quel percorso e poi completarlo con tutto il resto che c'è attorno. Oltretutto oggi, grazie alle nuove regole, finalmente è necessario che in tutte le categorie ci sia un allenatore abilitato. Non si può più andare in campo improvvisando o perché piace andare punto e basta, ma se non si ha la licenza non si ha l'abilitazione. E quindi è imprescindibile anche da questo punto di vista, e si ha così la certezza che chi va in campo questo percorso l'ha fatto. A Messina c'è qualche indirizzo, si può fare il corso? Vuoi dare qualche indirizzo dove fare il corso? Come? Allora, i corsi vengono banditi dal settore tecnico di Coverciano, quindi sono corsi che nascono lì e che poi li affidano territorialmente all'associazione allenatori oppure alla FIGC, alla federazione. Possono tutti coloro i quali volessero intraprendere questo percorso contattare noi dell'associazione allenatori, che siamo a disposizione, e quando poi ci saranno corsi che interesseranno la nostra provincia noi li metteremo a conoscenza e li mettiamo nelle condizioni di poter partecipare, e poi, sperando di entrare nei primi 40 delle graduatorie, perché c'è anche una selezione a monte, di poter far parte del corso, di poter ottenere le abilitazioni UEFA. Grazie, sei stato molto esaustivo. Grazie a Nino, voi. un grande, Sì, un grande davvero, non pensavo. giovanissimo ma con molte Sì, esperienze. sì. Perché maggiormente prima l'allenatore faceva un giocatore vecchiatate e poi faceva. Io feci pure corso a Messina da allenatori, a Bonanno di Colombanni e Schifelliti. Sì. Avevo il tesserino qui da allenatore. Poi, Uno di noi. sì. Prima di tutto, signor Picciotta, signor La Fauci,
Vuoi aggiungere qualcosa alle parole che ha detto il signor Io, per me, Argento? queste foto che vedo qua sono un ricordo di quando ero bambino, quando avevo i miei 12 anni, ho iniziato a guardare il Messina, perché il mio cuore è giallo-rosso e vedo queste foto mi emozionano tantissimo, veramente. Sì, e da qua sono passate molte Sì, calciatori che hanno fatto la che storia del conoscevo. grande Messina. Sì, sì. Ero sempre tutte le domeniche al campo e vedevo tutti questi giocatori che vedo per queste foto, una bella emozione, veramente. E ora non più? No, io ora sempre continuo sempre con l'AIAC, sono con l'AIAC. Il mio lavoro non mi permette tanto di dedicarmi di entrare sul campo, però sono sempre Informato. nell'ambito del lavoro, faccio il capitano di Aliscarpi, perciò il mio lavoro mi porta 15 giorni a bordo e 15 giorni ce l'ho libero. Ma non E mi deve posso pensare alla dedicare- famiglia pure, logicamente. Questo qua non lo posso fare. Però bellissimo, fantastico. Per noi è un collaboratore preziosissimo dell'associazione allenatori. Vi ringrazio Che- veramente. Bella esperienza, bella, mi è piaciuto. Vuoi aggiungere qualcosa? Hai giocato a Sì, ho calcio? giocato a calcio, ho iniziato io a 11 anni, ho finito fino a 28 anni. Non sono andato in Serie B né in Serie A, sempre nell'ambito qua, prima categoria, questo. Vabbè. Ho fatto pure l'allenatore, l'UEFA B, ho fatto allenatore per 2 anni nel Garde Sport, ho vinto il campionato giovanissimi regionali. Il secondo anno mi hanno dato una squadretta di ragazzini di 12 anni, 13 anni. La società mi ha detto, ci devi salvare la squadra. Questo è stato fatto. Siamo arrivati fino all'ultima partita, ci sono salvati all'ultima partita. L'importante era quello là, l'obiettivo. Soddisfazione sono. Sempre cose belle. Che Poi rimangono. Ho lasciato perché il lavoro non me lo permette. Il ruolo? Che giocava? Io giocavo, ero stopper e libero, questo era. Libro di una volta, pure io. Libero una volta. Una volta, libro. Quindi- Il numero 6 il numero 6. Numero 6, bravo. Al libro. Io pure, una vita al libro ho giocato. Altri tempi, altre epoche, altri modi di giocare. Bello, libro. Libro, sì, era così, è importante. All'epoca era importante. È libro, questo era. Ora non esiste più, Per ora esempio, centrale di difesa. ora- centrale difensivo, destro, sinistro, poi Insomma, fasce, pure. tutto il ruolo cambiato pure. Tutto qua. Mister Ignazio Princiotto, già basta fare il nome Ignazio Princiotto, parla da solo, conosciutissimo, Poi, preparatissimo. perché sei tifoso del Messina. Ma a posto ho detto, l'ho visto in televisione tante volte. Parleremo anche del Messina, però è una nota molto 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 dolente. Qui stiamo parlando del Messina del passato. No, però voglio qualcosina di quella recente, voglio anche chiedere. Gaetano Oderi, 3 anni siamo stati insieme a Liceo Virtus, ci ha fatto vincere un grande campionato. Infatti, diciamo, visto che vuoi parlare del Messina, non vuoi parlare del Messina, la chiudiamo subito. No, voglio parlare, come no? L'unica speranza, secondo me, di questo Messina è sempre lui. La gente vedo che adesso è molto scettica, però io che conosco Gaetano da tanto tempo, l'ho seguito sempre, sono andato anche spesso in preparazione delle squadre che lui c'è stato. E quest'anno hanno fatto un grosso ridimensionamento di quello che è il budget del Messina per recuperare più che altro sul piano economico e pensare al futuro. Però devo dire che l'unica speranza per me è sempre Gaetano, che solo lui ci può tirare fuori da questo tipo di situazione. Visto, voglio toccare un argomento allegano. Può essere che c'è stato qualcosa sbagliato nella preparazione? Sembra che i calciatori non corrono come dovrebbero, diciamo a parte magari i limiti che hanno. Allora, io ho visto una delle partite e dico purtroppo, anzi per fortuna è coinciso con l'unica vittoria. L'avevo chiamato, dico hai bisogno un po' di fortuna per vedere la partita, l'unica partita che ho visto con Giuliano. L'ho visto anche col presidente Bonina che quel giorno era con me e ci siamo resi conto che il livello di quella squadra, nonostante la vittoria, non è un grandissimo livello, sono dei giovani. Quando uno fa una squadra giovane ci sono dei problemi, i problemi possono essere quelli che i giovani devono crescere ed è difficile farli crescere con le sconfitte, perché la prima cosa che fanno i giocatori giovani vanno subito in crisi, si demoralizzano, per cui è difficile venire fuori da questo tipo di situazione. È chiaro che lui è un grande condottiero. All'interno della squadra non vedo purtroppo tra i grandi qualcuno di grossa personalità. Però diciamo questo, se poi invece vogliamo vedere gli errori, più che la preparazione atletica che io conosco benissimo come mister Gauderi lavora, basta andare a vedere gli altri campionati, le sue squadre partono fortissimo, molto forte, perché lui ha vinto 4 volte il campionato di C, Sì. a parte poi i campionati di Serie D che ha vinto, quindi è un allenatore esperto da questo punto di vista. Se c'è stato un problema è stato che
che hanno fatto poche amichevoli di un certo livello. Infatti, Hanno giocato sì. con squadre di categorie inferiori, per cui secondo me non si sono resi conto del livello della squadra che avevano tra le mani. Perché giocare con squadre di promozione, eccellenza, non è la stessa cosa. Io mi ero anche proposto, perché loro all'inizio erano andati dove c'era il ritiro del Benevento, e conoscendo anche l'allenatore del Benevento mi ero proposto anche di fargli fare un amichevole, però purtroppo loro poi si sono trasferiti a Roma e è stato tutto più complicato. Poi sono ritornati a Messina e purtroppo in Sicilia e nella nostra zona non ci sono grandi squadre da poter affrontare. Il Catania non si era ancora organizzato, quindi purtroppo per noi il territorio, la Sicilia in questo momento non esprime purtroppo grande calcio. E noi speriamo sempre che Messina si possa tirare fuori da questo tipo di situazione. Ci vuole pazienza, lui l'ha chiesto all'inizio. Io sono stato tra quelli che purtroppo in questo momento, devo dire, l'ho consigliato di venire a Messina, perché si sono sentiti 2 o 3 volte prima che lui accettasse il Messina, e lui era un po' perplesso, visto che negli ultimi anni aveva fatto squadre di vertice, vedi Catanzaro, Bari, Pescara. Però poi il progetto lui vorrebbe completare, diceva io vorrei completare la mia carriera in una squadra siciliana, portarla a certi livelli e poi eventualmente lavorare anche in futuro su questa società. Quindi lui ci crede, ha creduto in questo progetto, è chiaro che bisogna avere fiducia. Magari qualche innesto non sarebbe sbagliato. Allora, gli innesti, io dico nella mia esperienza, visto che poi maggiormente ho fatto il secondo e il primo atletico, nella mia esperienza gli innesti già di gennaio sono sempre problematici, perché i calciatori che arrivano sono sempre fuori condizione. Per mettersi in condizione ci vogliono 30-40 giorni, quindi non sono sicuramente validi. E fra 30-40 giorni il Messina ha già affrontato altre 5 partite e non le può perdere tutte, Sì, perché però sono svincolati, esatto, e il problema è proprio quello che dice ora lei. Svincolati Quindi è sempre difficile, perché quelli bravi vogliono le squadre importanti, anche se Messina è sempre un certo blasone. Io ricordo gli anni che sono stato io a Messina, abbiamo portato anche giocatori importanti, sono ritornati a giocatori importanti, perché Messina è nel cuore di tanti, e Messina per la categoria sicuramente è una squadra di grande prestigio. speriamo bene. Già sabato c'è il Latina e vada al campo, professore. Allora, facciamo l'appello. Potrebbe essere, però diciamo che se noi parliamo di scaramanzia non è su quello che ci dobbiamo basare. Anche parlando con il mister, dice, non basta la scaramanzia, no. Poi ci vogliono i fatti sono tecnica, tattica e forza atletica, quindi diciamo sono quelle componenti che valgono di più. Poi la fortuna speriamo che giri prima o poi. Poi parlando proprio del ritiro, si è iniziato il ritiro con una squadra e si è finito il ritiro con una tutt'altra squadra, quindi e anche questo secondo me è stato un handicap a portare ad allenare i giocatori là in Umbria, che poi se ne sono andati tutti via, quindi anche spese penso superflue inutili. Professore, vogliamo fare un excursus sulla sua lunghissima carriera? Allora, devo parlare tanto. Allora, diciamo, la mia carriera, come diceva poco fa Andrea, io giocavo a calcio in una squadra giovanile, abbiamo vinto un campionato regionale, eravamo a Gioia, si chiamava la Giocoletta. E avevamo un prete, ancora adesso è il mio carissimo amico, e questo gruppo, diciamo, importante della Giocoletta, c'erano dei ragazzini veramente interessanti. Il primo ad accorgersi di noi ragazzi, di 3-4 di questi ragazzi, è stato mister Cipriano, che sicuramente voi conoscete, grande allenatore e grande, diciamo, sicuramente era uno che vedeva il calcio già ai nostri tempi, sto parlando degli anni 70, in un certo modo. Ha chiamato questo gruppo di ragazzetti e insieme ai ragazzetti che lui aveva ha preso dei ragazzi del territorio tra Patti e Capodorlando. Di Giosa il portiere Spinella, poi di Patti sicuramente c'era Bandiera, c'erano anche De Luca Sostri, che era un ragazzo, diciamo, della mia età, stiamo parlando di ragazzi del 57-58, però eravamo ragazzini. Oggi quando si parla che i giovani devono giocare obbligatoriamente, noi eravamo quindicenni che già giocavamo in una prima categoria, però era una prima categoria importante. Io ricordo sempre che quelle partite venivano 1.500-2.000 spettatori, non erano partite, diciamo, di un certo livello. Secondo me la prima categoria di allora era più forte dell'interregionale di adesso. Questo si può dire perché si giocava, erano meno quelli che giocavano a calcio, diciamo, era un altro mondo, un altro calcio. Sì. E in questo gruppetto che avevamo dei miei amici c'ero io, Roberto Buttò, Artale e Spinella.
con questa squadra, dopo 2 anni, ha costruito veramente qualcosa di importante e si è vinto anche il campionato. Si è vinto il campionato di prima categoria. Io devo dire che facevamo anche un buon settore giovanile in quel periodo. C'erano per noi anche più giovani mostri sacri davanti, che sono i fratelli Calderone, Indaimo, Cicero, che era un grandissimo calciatore. Diciamo, famà diciamo, di questa zona. Ecco, diciamo, io per me andare all'allenamento era come entrare nel calcio importante. Da lì poi io dovevo andare al Messina insieme a Buttò, varie vicissitudini non hanno permesso questo, ho preferito, già avevo le idee chiare su quello che era il mio futuro, che era un futuro di sportivo, e quindi ho preferito studiare l'ISEF di Palermo. Però in quegli anni ho continuato a giocare, ho fatto un anno a Sinagra e poi con la mia squadra del mio paese abbiamo vinto il campionato, abbiamo fatto qualche buon campionato di prima categoria. Allora ricordo che la prima categoria era veramente importante, sto parlando di squadre tipo il Villafranca e il Sant'Agata, avevamo giocatori importanti. Poi ho smesso presto perché un infortunio contro il Milazzo, ricordo che io già insegnavo, avevo veramente problemi. E da lì ho cominciato a fare, dopo qualche anno ho fatto allenatore giocatore e ho iniziato nella squadra del mio paese, il Gioiosa, la squadra del Gioiosa. Poi sono andato sempre grazie a questo prete, dice, ma perché non viene a allenare una squadretta nostra all'Oliveri? Sono andato all'Oliveri e ho incontrato una squadra di piccoli pazzi, io li chiamavo. E lì c'era un grande calciatore della nostra zona che era iniziato Pezzabene. L'ho incontrato così parlando, ma perché non ricomincia a giocare? Fidandomi molto dalla mia passione per la preparazione atletica, sono riuscito a fargli perdere qualche chilo. Io ho trovato un giocatore di Serie B in una squadra di seconda categoria, era troppo facile vincere il campionato. Abbiamo vinto il campionato imbattuti, allora c'erano i 2 punti, adesso non ricordo i punti che abbiamo fatto, però è stato veramente, stiamo parlando dell'86, quindi tanti anni fa, però è stato veramente una grande cosa. Però nonostante il campionato vinto, tutti dicevano che le mie squadre correvano, e un altro che ha creduto molto in me, anzi il primo che ha creduto in me, era Aurelio Bongiovanni. Aurelio Bongiovanni mi ha portato al Pro Barcellona del presidente Triolo, una grandissima squadra, grandi calciatori. Per me c'erano giocatori Gigi Diavaro, De Luca, Di Leo, veramente Messina, Buonanima, grandissimi calciatori veramente, Besidi, una grande squadra. Col mister non siamo riusciti a vincere il campionato, poi magari è stato vinto l'anno successivo. Poi ho fatto 2 anni a Mazzarà, mi sono trovato molto bene, con una squadra molto giovane, abbiamo fatto 2 ottimi campionati di prima categoria. E sono tornato alla Tiger, dove ho vinto il campionato di prima categoria con la squadra, con un'ottima squadra. Anche quell'anno dovevo continuare ancora ad allenare, però la buonanima di Nino Barone, che mi aveva visto allenare anche il Pro Barcellona, è venuto a rompermi la testa, gli dicevo io a rompermi la testa, e ha voluto portarmi, lui doveva andare alla S Messina, allora il Messina era scomparso, c'era la S Messina, e mi ha voluto in quella squadra. In quella squadra era una squadra importante, giocatori importanti, ricordo Nello Basile, Tramontana, Marco Onorati, De Luca, Naccari, veramente una squadra importante, giocavamo al Celeste, facevamo il pianone. Ricordare quel periodo Messina-Catania, una grande partita. Purtroppo le cose non sono andate molto bene perché la società in quel periodo era una società che creava tantissimi problemi. Da lì poi Barone è andato via, il presidente ha voluto che io rimanessi, anche Barone dice rimani, perché la squadra è stata affidata a me per qualche settimana, poi è arrivato Angelo Busetta, poi è andato via anche Busetta, e qui Presidente voglio dire una cosa, visto che questa è la settimana in cui gli allenatori che vengono licenziati possono allenare, pensa che io mi sono ritrovato quell'anno in una situazione molto difficile, questa è storia, perché dopo 4-5 settimane che lui ha lasciato, perché Busetta ha lasciato il Messina, non scorderò mai, avevamo perso a Potenza, ritornavamo e per strada verso le 3 di notte mi sveglia sul pullman e mi dice professore, martedì sta squadra della linea da solo. Come mai mister? Perché io vado a Catania. E pensa che me lo sono ritrovato in un derby infuocato dopo 4-5 settimane avversario, tutti si accanto in panchina e te lo ritrovi avversario. È stata una delle cose peggiori, diciamo, di ritrovarmi a Cibali con Busetta contro, che davanti, peccato perché vincevamo quella partita 1-0 e poi abbiamo perso 2-1 e credo che abbia segnato il gol del 2-1 Marino, attuale allenatore importante, è diventato un grande allenatore.
la mia storia diciamo ancora diventa lunga perché siamo... Da lì invece poi l'anno dopo, ecco questo è un episodio che voglio raccontare, perché ero stato riconfermato, doveva arrivare un allenatore importante, però l'allenatore non arriva mai, ho fatto tutto il ritiro da solo e abbiamo fatto la prima amichevole, la partita di Coppa Italia con l'Egea Virtus. Durante questa partita, ecco perché ricordo, perché i tempi peggiori del Messina non finiscono mai, un ragazzino si presenta all'arbitro, uno degli juniores, non scorderò mai questo ragazzo, era di un certo Santisi, era uno juniores che era della zona vicino Taormina. Questo Santisi si è presentato con le scarpe da tennis tutte spaccate. L'arbitro dice: ma lei con queste scarpe non può giocare. Comunque proviamo un paio di scarpe per dire stiamo parlando del Messina. Facciamo la partita con l'Egea, vinciamo 4-1 e io dopo la partita ho fatto una delle dichiarazioni penso più coraggiose della mia vita. Lascio il Messina e quello è un giornale che devo trovare e te lo porto perché quella è storia. Perché dico, il Messina non può mandare in campo i giocatori senza le scarpe, perché il presidente di allora aveva deciso di dare le scarpe ai grandi e non comprare le scarpe ai ragazzini. Questo ragazzino è stato così coraggioso di entrare in campo con le scarpe con cui si allenava. E questo diciamo è storia di quel periodo. Per fortuna si poteva cambiare, quell'anno sono andato già all'Egea Virtus, poi dall'Egea Virtus è stato un anno transitorio, sono andato al primo campionato di Serie D dell'Orlandina, squadra importante, lì c'era una dirigenza importante, si poteva costruire un grande futuro perché insieme a Colliga è entrato Sindoni eccetera. Però poi tra di loro non sono andati d'accordo, comunque la squadra si è salvata e siamo andati bene. Sono tornato all'Igea, ho incontrato un presidente che era un vulcano, che era il presidente Bonini. Dopo un anno di transizione mi ha detto che voleva vincere il campionato. E siccome mi dice: professore, lei che sta sempre, io già facevo parte dell'AEC, lei che vince, lei che parla sempre di allenatori, me lo cerca l'allenatore per vincere il campionato. Per me l'allenatore più bravo era Paolo Lombardo, che in quel periodo aveva fatto i playoff, Siracusa aveva fatto i playoff con l'Atletico Catania. Questa è storia. Allora Paolo, siccome l'avevo chiamato per un convegno a Calavagno, era venuto, quindi eravamo amici. Dice: guarda, io non posso venire perché il presidente Proto mi ha fatto un anno di contratto, però il mio secondo si chiama Auderi, vorrebbe cominciare ad allenare. Ricordo benissimo quando l'ho detto a Barone e al presidente, non vi dico la frase perché è un po' volgare, dice: ma questo che film ha fatto? Però poi il presidente, siccome è una persona che conosce molto bene gli uomini, è andato a parlare e sono venuto a vedere una partita della Pool Scudetto. E da lì invece mi ha telefonato e mi ha detto: Audere sarà allenatore dell'Egea Virtus. Grande allenatore, grande persona, grande personalità. E il primo anno siamo arrivati secondi, il secondo anno abbiamo vinto il campionato. Poi abbiamo fatto un anno di C, siamo arrivati a un passo dei playoff, quindi diciamo veramente grandi campionati. Poi il mister ha avuto una grande richiesta ad Avellino e quindi è voluto andare via. E però diciamo lì ho fatto 10 anni, quindi ho fatto 12 anni consecutivi al liceo. Diciamo, ho avuto la fortuna di allenare grandi allenatori, Bianchetti, Ammirata, tanti altri, diciamo che magari poi diventa lungo, diciamo, ho fatto il secondo, c'era pure Castellucci, con Castellucci io ho portato oggi una foto che non dimenticherò mai, abbiamo pareggiato una partita in casa con la Cireale e purtroppo lì abbiamo perso il campionato di Serie C, il C2, in quella partita siamo arrivati secondi. Abbiamo fatto uno spareggio col Foggia che ancora mi mangio le mani, perché sia lì che abbiamo perso su un calcio di rigore e poi in casa vincevamo, però siamo stati battuti da un gol, parlo di un Foggia che c'era De Zerbi, eccetera, diciamo, con giocatori importanti, quindi non parliamo della Serie C di adesso, ecco perché dico, i livelli sono completamente diversi, perché poi questa è la storia del calcio. Finita l'esperienza a Bonina, io ho voluto lasciare perché Bonina è passato al basket, voleva che io passassi al basket, però non me la sono sentita. E poi sono ritornato all'Orlandina, e abbiamo fatto ancora un campionato, poi ho fatto un'ottima esperienza e porterò qualche cosa di quell'esperienza perché secondo me è da ricordare. Ho allenato l'Orlandia, che era una squadra di Serie A femminile. Sì. Abbiamo avuto ho avuto la fortuna di allenare ragazze che avevamo veramente ragazze importanti, un'americana, che diciamo una grande squadra, però era difficile per una squadra siciliana. Pensate che la prima squadra che noi oggi il calcio femminile è in auge, però in quel periodo noi le prime due squadre che incontravamo erano la Roma e la Lazio.
poi si andava sempre al nord, era complicato, era veramente complicato. Ed è dispendioso. Dispendioso anche dal Tutte punto le di vista partite- economico. tutte le Tutte partite le erano al partite. nord. Perché Udinese, in Sicilia certo, non c'era Brescia, nessuno. Torino, in Sicilia non c'erano squadre, ma Non neanche c'erano squadre, Firenze, Fiorentina, diciamo, erano tutte squadre di questo livello. Dopo quell'esperienza sono ritornato al Messina, anche lì un'esperienza importante, peccato che già mentre eravamo in ritiro abbiamo avuto prima 7, poi sono diventati 10 punti di penalizzazione per l'anno prima, e nonostante gli sforzi del presidente Lello Manfredi, che ha riportato a grandi calciatori, tipo è tornato a giocare Coppola, è tornato a giocare Corona e così via, diciamo tanti giocatori importanti, abbiamo fatto un grosso campionato, ma non siamo riusciti a vincere quel campionato perché la penalizzazione poi è stata sicuramente determinante. Nonostante tutto il girone di ritorno siamo stati quasi imbattuti tranne le ultime partite. Devo dire che da lì poi sono tornato di nuovo all'Orlandina, che è sempre nel mio cuore, e ho fatto un campionato d'eccellenza, ho vinto il campionato di eccellenza con Peppe Raffaele, poi sono tornato in Serie D e da lì diciamo è finita la mia vera carriera da allenatore. Ho avuto in questi ultimi anni richieste importanti, l'anno scorso di nuovo con l'Igea, che purtroppo per motivi miei personali ho dovuto rifiutare. Però diciamo sto da 5 anni facendo forse la cosa più importante, ho portato anche qualche foto, e la cosa più importante che sto facendo per ora è il centro federale. Mi sono battuto affinché nella nostra provincia nascesse un centro federale. Ecco, questo è lo staff che adesso in questo momento io ho a disposizione, e c'è un responsabile tecnico, io sono responsabile organizzativo, responsabile tecnico è Santino Bellinvia, e poi abbiamo tutti i ragazzi giovani che allenano. Noi selezioniamo i ragazzi della provincia di Messina, specialmente nel nostro territorio che va da Pettineo, queste zone qua, Sant'Agata, fino a Milazzo. Quest'anno ci allarghiamo un pochino anche su Messina con qualche società. Selezioniamo i ragazzi quest'anno siamo nel 2009-2010. Devo dire che in questi 5 anni molti dei nostri ragazzi sono andati nei professionisti. Alleniamo con metodi moderni che direttamente ci vengono da Roma e da Coverciano. Siamo seguiti in Italia, in Sicilia ci sono solo 3 centri federali, in Italia ce ne sono 50. Credo che questo sia anche il futuro del calcio. Lavorare con i giovani, lavorare con i ragazzi, e il centro federale è importante perché con le aste, che sarebbero diciamo, i nostri tecnici, poi vanno a trovare anche le società di settore giovanile del nostro territorio, fanno gli allenamenti insieme ai tecnici di queste società, e quindi queste nuove metodologie vengono riportate a tutte le società del territorio. Credo che questo sia un grande lavoro, una cosa importante per il nostro territorio, perché il futuro, come diciamo sempre noi, è i giovani. Sono stato lungo, mi dispiace, No, però la carriera... molto interessante. È storia. L'esperienza di Milazzo, niente racconti. No, allora Milazzo devo dire che io ci sono sempre arrivato vicino, ma forse lei ricorda male, ma io al Milazzo non ho mai allenato. Mi hanno cercato un po' Come di volte. preparatore. Non sono arrivato vicino anche gli anni che c'è stata l'acqua, eccetera, che mi hanno cercato, però non siamo stati sempre avversari, diciamo, con Milazzo. Ricordo grandi derby. I derby col Milazzo. Ricordo veramente. C'è adesso, una foto di Cassanotto. quelli ancora prima. Sì, però anche i nostri non erano male, i tempi di Riganò, eccetera, diciamo, quando c'era Corona a Milazzo, Marino allenatore, poi Lavinio, mi ricordo una vittoria a Milazzo nostra di 2-0, dove lo scherzo più bello, ricordo che quel giorno c'era Bonina che aveva un cappotto nuovo in casci, che sai quanto l'aveva comprato, Riganò ha fatto gol, l'ha andato a abbracciare, e ci sono delle foto bellissime, in pieno fango, la partita sotto il fango. E c'era quando c'era Pelati, il libro. Pelati lo ricordo benissimo, io quell'anno allenavo, credo che allenassi, era qualche anno prima questo qua, io allenavo ancora nei dilettanti, diciamo, non so se ero a Mazzarà forse. Era bravo, era biondino. Biondino, che bel giocatore. Dove da scuola Milan era? Ma c'erano, diciamo, in Milazzo negli anni, io venivo spesso a vedere le partite a Milazzo, c'erano veramente, anche agli anni di Egitto. C'erano giocatori, io ho giocato qualche partita contro di loro, ma era una squadra importante. Quando c'era una coppia del difensore, Manotti Mancuso. Vai Giovanni. Una domanda ti devo fare. Cioè, come facciamo ad emergere, riuscendo, diciamo così, a toccare livelli alti
e poi dopo qualche anno tutto finisce. Me lo sono chiesto tante volte, I motivi sono più di uno, perché è chiaro, se fosse uno sarebbe, mettiamo su quello. Io sono convinto che purtroppo noi viviamo lo sport in maniera molto particolare. Le società di calcio nella loro gestione nel nostro territorio vivono sempre non sotto la forma di associazionismo, cioè dietro una persona, questa persona investe nel calcio oppure investiva nel calcio, era da solo, dopo un po' di tempo si stanca oppure spende anche troppo per poi alla fine diventa... E per cui diciamo, ci sono queste società che in alcuni territori hanno un periodo quando a questa persona che si dedica riescono a salire e poi scendono. L'Orlandini è un esempio pratico. L'Orlandina, stavo portando l'esempio dell'Orlandina. Io ho fatto un'esperienza. Il presidente di allora ci ha portato in Germania. In Germania noi incontravamo squadre che erano anche di settore dilettantistico, Serie D, diciamo come la nostra Serie D. Però erano squadre molto organizzate da un punto di vista societario. Io una sera mi sono ritrovato in una riunione di società dove c'erano i personaggi più importanti della città. A un certo punto, è chiaro, avevamo dei traduttori, ho cominciato a chiedere come erano organizzati. Eravamo nella zona di Leverkusen e lì il presidente di una squadra di calcio era quasi più importante del sindaco del paese. Poter fare il presidente della squadra di calcio era difficilissimo, cioè, e tutti gli altri imprenditori eccetera. Quindi questo cosa significa? Che quella squadretta erano squadrette importanti. Io vedevo quelle squadre già organizzate come sono organizzate da noi professionisti. Quando andavamo in campo c'era il medico, il fisioterapista, erano tutti vestiti bene, cioè tutti con tuta, tutti col borsone, il preparatore atletico in campo, e stiamo parlando sempre di dilettanti. Da noi questo esiste nel professionismo, che poi ci sono dei casi. Il problema è quello, è l'organizzazione delle società. Quindi i grossi manager, nonostante secondo me oggi, infatti nel nostro territorio, noi vediamo in un territorio c'è un personaggio, fa il calcio, scompare quel personaggio, è un problema. Messina ad esempio abbiamo una sola persona che si interessa di calcio, avrà investito, lo criticano anche per altre cose, ma anche in passato, nonostante diciamo, la famiglia Franza credo abbia investito tanto, io in quel periodo, loro erano anche azionisti, ci incontravamo spesso, io vedevo diciamo, nei dirigenti del Messina di quel periodo un grande rammarico, perché nonostante gli investimenti che facevano la squadra non è andato, e poi magari venivano così come è stato Bonina. Io entravo sempre con Bonina in campo gli ultimi anni di Serie C, quando la gente magari seguiva più il basket, comincia a seguirla meno, perché si devono fare sempre grossi investimenti e cercare di vincere i campionati. Allora la squadra viene seguita se vince i campionati, e questo è un fatto invece culturale. E la seconda cosa, il fatto della cultura sportiva, che nel calcio purtroppo ancora non esiste, e questo è un problema. Perché la squadra del proprio paese, la squadra della propria città si dovrebbe amare indipendentemente dalla classifica. Anzi, nei momenti di difficoltà è come la grande famiglia, nei momenti di difficoltà bisogna aiutarli. Invece noi siamo abituati a criticare, non andiamo più al campo, è come se fosse roba d'altri. Ecco, questo è un fatto culturale, qui purtroppo ancora si deve lavorare molto. Il nostro compito, ad esempio io che ho fatto l'insegnante, sicuramente è un compito, quello degli insegnanti, specialmente degli insegnanti oggi di scienze motorie, è importantissimo creare questa cultura dello sport, ma non solo per il calcio, ma anche in altri settori è la stessa cosa. Per concludere, il calciatore più forte, secondo lei, che ha allenato o preparato, e la vittoria più bella che ricorda con maggiore gioia? Ma i calciatori veramente sono stati tanti. Qualcuno in particolare, uno, senza far torto agli altri. Ma io diciamo sono molto legato alla storia, e ti vorrei raccontare la storia di Rigano, perché Rigano poi ha fatto la storia, questo non toglie niente a tanti altri calciatori che hanno fatto la Serie A. E eravamo una sera a cena, stavamo preparando questa squadra che doveva vincere il campionato con l'Igea Virtus. Non riuscivamo a prendere un centravanti importante, Pisciandaro, altri in quel periodo. Uno era per i costi, anche perché questi attaccanti importanti erano richiesti anche da altre società. A quei tempi si parlava di stipendi intorno a 100 milioni di lire. Il presidente non voleva spendere questa cifra per un grande attaccante, perché noi già un attaccante forte ce l'avevamo, che era Baratto. Così, parlando a tavola, c'era Barone, c'era Auteri e c'era il presidente. Io dico, io un attaccante ce l'avrei, ma è una scommessa. Io l'ho visto giocare, lo volevo portare l'anno prima all'Orlandina e Rigano.
Allora lì il mister Auteri è stato essenziale, perché Rigano era andato 15 giorni all'Atletico Catania a stare in prova da loro per poterlo portare in Serie C. Dice è fortissimo, è fortissimo. Allora il presidente, convinto che Auteri era l'allenatore, lo conosceva bene, io gli avevo dato un primo input, prendiamo Rigano. Non dimenticherò mai il mio primo allenamento, eravamo alle pendici dell'Etna in ritiro. Sono venuti i tifosi molto scettici perché volevano questi grandi attaccanti e c'era uno striscione. Lo striscione diceva, con Auteri a Chiapparina, perché era di Lipari, l'eccellenza è più vicina. Devo dire, e poi giustamente mangiavamo l'anguria, era giusto tirarcela addosso perché non era la squadra del futuro. Invece da lì è iniziata una grande gea, da lì abbiamo costruito. Ecco perché dire la storia di Rigano è stata una storia importante, poi anche per lui, perché devo dire anche con la sua vendita abbiamo fatto la squadra in Serie C, è servita i primi anni sicuramente. Diciamo che Rigano lo ricordo come un giocatore che faceva il muratore, come tutti dicevano, è vero, perché aveva grandi problemi fisici, aveva una dismetria degli arti. Diciamo che io ho passato un Natale con lui a Cesenatico, perché quando si è cominciato ad allenare seriamente ha cominciato ad avere problemi di pubalgia. Ho passato 20 giorni delle mie vacanze con lui e siamo riusciti, diciamo, io dicevo, a raddrizzarlo finalmente. E da lì forse lui ha capito che poteva fare il calciatore professionista. Bei ricordi, bella storia. Sì, ma ce ne sono tante storie di ragazzi, diciamo, e questa è la cosa bella del calcio, perché il calcio riesce a togliere, riesce a dare. Io ho visto tanti calciatori che potevano diventare potenzialmente grandi e non lo sono diventati per colpa loro. Ho visto tanti calciatori invece che avevano grande voglia di arrivare, vedi Fabio Caserta ed altri, diciamo, che sono arrivati perché avevano grande voglia. Il calcio è fatto di queste cose. Vediamo i cimeli che ha portato Mister Picciotta. Io ieri sono andato nel mio garage perché ancora spero di mettere tanta roba dentro, però prometto, visto questo bel posto, di portare anche tante altre cose, perché veramente ho tanti ricordi e tante cose belle. Però sicuramente non poteva mancare in questo la maglietta della vittoria del campionato del Ligera Virtus. Storia. Che è sicuramente storia, anzi ho portato pure il pantaloncino così lei ha pure il completino. Nino, dobbiamo allargare qua così, va? Poi ho portato una maglietta del mio dell'allenamento, perché quelle sono dei calciatori, invece volevo portare qualcosa di mio della CR Messina quando io ho allenato della CR Messina quando l'ho allenata, e questa invece è la prima maglietta perché l'Ajax, oltre che interessarsi delle problematiche degli allenatori in passato, ma ancora adesso, diciamo, io mi sono sempre interessato, Andrea lo sa, per portare avanti, diciamo, quello che è il nostro, io dicevo sempre l'aggiornamento. Io ho iniziato a fare il mio lavoro ed era un po' diverso di adesso. Io per imparare a fare bene il preparatore atletico sono andato a visitare, io passavo quando ero più giovane le mie estati in ritiro con le squadre di calcio. Io sono stato a vedere Carminati con Scala, sono andato a vedere la Fiorentina, sono andato a vedere il Parma, sono andato a vedere il Bologna. Grandissimo amico mio era Franco Scoglio, mi ha dato un'esperienza incredibile, perché questa è una cosa che voglio dire, perché Scoglio allenava il Bologna, io l'ho chiamato se potevo andare a vedere i suoi allenamenti. Quando sono arrivato là dice: tu non devi vedere i miei allenamenti, io ho dei video che vorrei far vedere un giorno se è possibile, dove con la mia telecamera io entravo dentro il campo, non solo riprendevo i giocatori, ma lui la mattina quando c'era la parte atletica dice: ce l'hai un cronometro? E mi ha dato un gruppo di lavoro. Io ho allenato Cabrini, Detari, grazie al mister, devo dire. Mi ha fatto fare un'esperienza per quel periodo che è stata una grande esperienza. Ecco per come nascono anche le passioni. E lì ho conosciuto anche il personaggio dietro le quinte, che era Franco Scoglio, che poteva sembrare un allenatore anche un po' scorbutico nelle interviste, era anche burbero. Ho portato una foto perché poi lui è stato esonerato dal Bologna, io ho voluto che lui venisse a Calavà, abbiamo fatto 2 giorni proprio con l'Ajax di aggiornamento, dove le polemiche non sono mancate, potrei raccontare degli episodi di quel periodo. Comunque, diciamo, ecco, mi sono battuto da allora proprio per l'Ajax, per gli allenatori del nostro territorio, perché sono convinto che l'Ajax può dare molto agli allenatori. Oggi è facile, perché oggi ci sono videocassette, è facile vedere il calcio mondiale. 30 anni fa, 40 anni fa sicuramente era più difficile, e quindi per me l'Ajax è sempre stato, nonostante i miei impegni, perché generalmente dell'Ajax si sono interessati allenatori che magari
non avevano molto tempo, però io sono sempre riuscito nel mio dare uno spazio perché sono convinto che aggiornare i tecnici è un altro, per dare anche una risposta in più e far crescere il nostro territorio. E quindi far crescere il nostro territorio con i tecnici vuol dire anche avere squadre allenate meglio. Questo sta crescendo, no? Sicuramente. L'ultima domanda, Andrea Argento. Prego. Vedi qualche allenatore che potrà avere un bel successo nel Messinese attualmente, qualche giovane o meno giovane, però può varcare i confini della Sicilia? Ma di allenatori bravi ce ne sono tanti, anche che hanno voglia di fare. E secondo me alcuni si stanno formando veramente bene nel centro federale che è stato citato prima. Facciamo qualche nome Ma o... fare nomi non mi sembra giusto. Non è di giusto, uno vabbè, piuttosto che però un altro, c'è, speriamo. quindi Lo può fare, io lo sono- faccio io il nome, dai, Costantino. Ah, vabbè, Costantino Ma già lui ha fermato. appunto, Costantino giocatore tecnici, No, tecnico affermato. Io Caserano, direi che Caserano. all'inizio, io Ma non direi c'è- che no, all'inizio, no, per no, le c'è- potenzialità che ha, quindi, io penso che Costantino questo è l'inizio, Non stava niente da nazionale diciamo con così, Grecia. della sua Speriamo. carriera Sì, in la Italia. Speriamo che sia giocatore del Messinese, sia allenatore del Costantino è Messinese. uno dei nostri grandi rappresentanti fra gli allenatori, è uno che comunque la scorsa stagione è stato in Serie A in un campionato estero, quindi lo davo già tra gli allenatori affermati. Credo che la domanda fosse qualche Sì, giovane che qualcuno- ancora oggi non si è mostrato alle grandi platee, al grande pubblico e che infatti, questo. che abbiano conosciuto. Costantino sicuramente è un Già, allenatore importante che sta facendo molto ha la bene. sua storia. Al Casarano è in testa al campionato in Serie D in questo momento e quindi sta confermando quanto di buono ha mostrato negli ultimi anni, ma ci sono dei giovani messinesi che io chiaramente da presidente degli allenatori sto seguendo, sto cercando E speriamo. anche di incoraggiare e stimolare a migliorare sempre di più e sono sicuro che qualche altro allenatore della nostra provincia saprà mettersi in mostra, in evidenza e farà parlare di sé. Me lo auguro. Portare il nome delle Messine, della Sicilia in tutta Italia, in tutto il mondo è sempre molto piacevole. Assolutamente. Giovanni, vuoi aggiungere qualcosina? Ti ringraziamo tanto per aver portato questo ospite veramente illustre e Io interessante. ringrazio sempre te, sei sempre disponibile, squisito e professionale. Ringrazio i nostri ospiti, amici che ci hanno fatto visita qui al museo. Ringrazio Nino, il padrone di casa, come al solito. Grazie a voi. Non vorrei dimenticare la cosa più importante che chiude, diciamo, la cosa. Mi puoi passare gentilmente la... Salvatore, sì, scusami. Abbiamo fatto come in genere e consuetudine un pensierino ai nostri ospiti. Allora, ora Nino Donia naturalmente consegnerà queste mattonelle che portano il marchio del Museo del Calcio Siciliano. Per quanto riguarda il nostro ospite che manca, magari gliela faremo Magari capitare. recupereremo in qualche altra... Allora Nino, Sì. fai tu. Va bene, prima di consegnare le mattonelle, Nino, vuoi aggiungere qualcosina? E che devo aggiungere? Hanno detto tutto loro. Che ne dici? Guarda, sono Non 52 sono- minuti che parliamo, però è stato veramente molto piacevole. Bell'esperienza che ha avuto. Ci saranno io. Magari lo facciamo ritornare qualche altra volta. Sì. Bello, magari qualche altra volta mi fa piacere magari parlare di altre esperienze con i giovani. Io volevo parlare anche perché nella mia carriera io sono stato un insegnante di Anna Rita Sidoti e quindi parlare di questa grande campionessa di calcio, parliamo di atleti che purtroppo adesso non c'è più, però diciamo è chiaro che dietro 40 anni di allenamento, di squadre che abbiamo allenato ci sono tanti episodi. È bello, diciamo, a volte, forse quando si arriva alla mia età, è bello ricordare, andare indietro e ricordare. Non mi era successo e devo dire che la prima volta che mi succede, devo dire che... Allora già è invitato per una prossima volta. È la prima volta che mi viene chiesto, fra le altre cose. Quindi è già invitato per un altro incontro qua con al piacere, museo. Con piacere. Un'ultima domanda, riallacciandomi ora alla Juventus però. Una volta le squadre si preparavano facendo il ritiro in montagna, in alta montagna, in quota. Facevano il ritiro un mese, ora le squadre 3 giorni e fanno tournée in America, all'estero. Questo influisce poi sull'andamento dei campionati.
ma sicuramente influisce più che altro sulla salute dei calciatori. Io oggi leggevo, perché poi io sono uno che mi sono sempre dedicato anche al recupero degli infortunati. Tra le mie specializzazioni sono un kinesiologo, quindi facevo molta attenzione agli infortuni. Oggi leggevo che 70 calciatori sono in questo momento infortunati. Sono tantissimi. È chiaro che si deve chiedere, alcuni da un punto di vista scientifico, che può essere una delle risposte, possiamo dire che sta perdurando il caldo, per cui non si idratano molto bene, e questo può essere un problema, perché può mancare sodio, potassio, e alla fine il calciatore dal punto di vista muscolare può avere qualche problema. Però io sono convinto che non c'è molta attenzione. Io sto seguendo, la seguivo prima, il Benevento, so come l'ha lavorato Fabio. Quando cambiano gli allenatori non sempre vanno a vedere gli allenamenti che hanno fatto. Io devo dire, professionalmente facevo una cosa che quando mi confronto con gli altri non vedo mai fare. Io per ogni calciatore, quando arrivava al liceo, arrivava al Messina, le mie serate le passavo a un interrogatorio individuale, preparavo una scheda per chiedere quali erano stati gli infortuni che avevano avuto. Io a quel calciatore davo mezz'ora di esercizi da fare prima di scendere in campo per gli allenamenti, perché è chiaro che se un giocatore, metti Dybala, che si va a infortunare quasi sempre allo stesso posto, sappiamo perché è chiaro, dopo uno strappo non è facile, è chiaro che quel calciatore si deve preparare sempre prima di un allenamento, deve preparare il suo corpo e specialmente deve preparare quella parte muscolare. È chiaro che ci sono degli esercizi che potrebbero essere fatti. Oggi secondo me si fa tutto troppo veloce, non si fa una preparazione specifica, si gioca troppo e quindi si curano meno i particolari. Oggi un calciatore di quel livello è un atleta è come una Ferrari che deve essere messa a punto. Manca una qualsiasi cosa, un qualsiasi problema, e il problema poi quando si va in fatica viene fuori. Ecco che in questo momento purtroppo nel calcio di Serie A, di Serie B, noi leggiamo ogni settimana tanti calciatori che sono infortunati. Questo può essere anche per quanto riguarda la Juve, visto che non si allenano più, fanno solo partite, è un problema. E poi preparazione è stata... Questi mondiali, mentre c'è il campionato, sospendere il campionato per i mondiali. Vabbè, quello è un fattore psicologico, potrebbe essere, allora diciamo sicuramente il giocatore nel periodo che raggiunge la forma è questa, quindi potrebbero essere mondiali molto interessanti, perché noi generalmente vediamo i mondiali, io ricordo qualche mondiale dove i ritmi erano molto bassi, non so se voi ricordate, che era la fine del campionato, caldo eccetera, fine campionato, il giocatore. In questo momento invece da un punto di vista proprio tecnico potrebbe essere un grande mondiale, anche se l'ambiente dove si fa sicuramente è nuovo, però questi hanno talmente tanti di quei soldi che ci possono far fare le partite con la temperatura che voglio dire. Sì. Grazie mister Princiotta, grazie signor Stravolo della Fauci, grazie Andrea Argento. Nino, non finisce qui come sempre. Hai un paio di guanti che mi portò Dino Bandiere che l'ha conservato. Dino sa sempre le quinte, ringraziamo anche Dino. Grazie a tutti, un'ora veramente piacevole, grazie.